Sardegna. Col sindaco di Castelsardo Cucureddu, il presidente della rete dei porti della Sardegna, vogliamo parlare adesso ovviamente di turismo. In questo contesto, l'inaugurazione e l'apertura della fiera, quali sono gli scenari che si prospettano per la Sardegna? Non è un momento favorevole, sicuramente come prospettiva, forse come contingenza lo è. Quest'anno abbiamo avuto delle prenotazioni anche in anticipo rispetto agli scorsi anni, soprattutto su alcuni target, in maniera particolare mi riferisco al congressuale e al turismo culturale, ma devo dire anche con delle nicchie interessanti sul turismo che per la prima volta sta arrivando almeno nel Nord Sardegna, che è quello dei matrimoni. Molti stranieri vengono a sposarsi nella nostra isola e questo ci dà un flusso invernale che è di nicchia, però che comunque può essere significativo per piccole realtà. È la prospettiva che sinceramente mi preoccupa, perché tutti questi discorsi forti che si sentono continuamente, devo dire dal mio punto di vista anche un po' stucchevoli sull'identità, discorsi identitari che si fanno a proposito di piano paesaggistico, a proposito di tasse sul lusso, a proposito di tasse del turismo, a proposito di riforma statutaria, secondo me precostituiscono una visione per la quale il turismo viene visto in Sardegna da alcune elite intellettuali che purtroppo influenzano il governatore e chi governa la regione in questo momento, sul fatto che il turismo venga visto come un disvalore, non un valore per il nostro territorio, per la nostra economia, sino a ritenerla una sorta di mercificazione della tradizionale ospitalità dei sardi. A me preoccupa molto questo discorso, ripeto, di alcuni antropologi, fatto proprio dal governatore, per cui credo che la limitazione del piano paesaggistico della realizzazione di nuovi alberghi, addirittura l'eliminazione della cartellonistica turistica, le tasse sul lusso, sulle barche, sugli aerei, ora la tassa di soggiorno, l'eliminazione, unica regione assieme al Friuli, la Sardegna, che non avrà più un assessorato in turismo, mi sembra una serie di provvedimenti atti a far sì che la Sardegna rinunci a un settore, l'unico non assistito alla propria economia. Meglio turismo elitario o turismo di massa in Sardegna? Ma io sono un po' refrattario a queste definizioni. Dobbiamo fare il turismo che ci possiamo permettere, non ci possiamo permettere le grandi masse per evidenti ragioni infrastrutturali, non possiamo fare in tutta la Sardegna un turismo di elite. Io credo che lavorando sulle nicchie, su molte nicchie e specializzandoci, perché sicuramente il turismo che possono fare le 7 città regie è diverso da quello che possono fare cittadine a vocazione balneare come Stintino o Villa Simius, credo che tutti assieme dovremmo fare un turismo, definiamolo medio, ma che possa consentirci di creare condizioni di sviluppo.